Bentrovati, buongiorno telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche oggi per la nostra prima edizione che vi porterà in ogni angolo del nord-est per i fatti del giorno, tanta la cronaca, l'attualità e la politica. Vi dico già che andremo a Bassano per l'aggressione shock di ieri, quel professore che è stato accoltellato alle spalle, caccia aperta all'aggressore. Poi parleremo di degrado e di razzie notturne al Vega, a Marghera. Ci collegheremo proprio con Marghera perché tante aziende, pensate, stanno traslocando ai piani superiori. Ritorneremo sulla questione degli autovelox, fronte caldo, caldissimo, incandescente, soprattutto nel Padovano. Ancora aggressioni, ma stavolta ai danni dei sanitari. Andremo a Vicenza e poi di violenza di genere parleremo collegandoci con Belluno. Questa è una rapida carrellata. Torneremo fra pochissimo anche a parlare di furti con Lucio Zanato, però prima vorrei raccontarvi una storia che sta facendo già il giro d'Italia. Riguarda una coppia di Sinti, due genitori che rischiano il processo. Aggredirono nel marzo scorso degli agenti di polizia che avevano fermato il loro figlio sedicenne, che guidava regolarmente l'auto e che sfrecciava a 150 km all'ora. Non solo, da 2 anni questo ragazzino non andava a scuola. Non mandavano il figlio minorenne a scuola e lo facevano guidare la macchina a 16 anni, ovviamente senza aver mai ottenuto la patente. Rischiano il processo una coppia di genitori di etnia Sinti, accusati anche di aver aggredito gli agenti che lo scorso 26 marzo a Padova, dopo un inseguimento di 15 km, avevano arrestato il loro figlio minorenne che stava guidando un'auto a folle velocità lungo la tangenziale. Le accuse contestate dalla procura di Padova alla coppia Sinti sono di resistenza pubblico ufficiale e in osservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. Il Tribunale dei minori di Venezia invece sta indagando sulla posizione del sedicenne. Lo scorso 26 marzo, infatti, il ragazzo era stato sorpreso dalla polizia locale e non si era fermato all'alta, accelerando invece di rallentare. Dopo un inseguimento di 15 km erano riusciti a bloccarlo. Quando i genitori sono arrivati hanno minacciato i vigili, li hanno strattonati. Il ragazzo aveva precedenti e la famiglia era anche stata segnalata dal provveditorato agli studi perché non mandava il figlio a scuola. In questi giorni questa vicenda richiama i fatti tragici avvenuti qualche settimana fa a Milano, dove una donna è stata investita e uccisa da un'auto guidata da minorenni residenti in un campo nomadi. Dicevamo i furti, ogni giorno la pagina è copiosa, presente nei nostri telegiornali. Nel Padovano, rimaniamo nel Padovano per la razzia in una casa di Abano Terme. Vanno alla sagra del paese e i ladri svaligiano la casa. L'ennesimo furto in abitazione è avvenuto in zona Monterosso ad Abano Terme, dove in questi giorni è in corso la festa dei bigoli. La coppia vittima del furto stava cenando alla sagra quando ha ricevuto la telefonata della figlia che, rientrando nell'abitazione di via Silvio Pellico, ha sorpreso i ladri che scappavano. 3 uomini, come ha denunciato poi ai carabinieri. La casa era completamente a soqquadro per cercare quello che secondo i ladri era di valore. Hanno rubato un orologio, qualche gioiello d'oro, una cintura di marca, un bottino da 8.000 euro, anche se per i proprietari erano oggetti di grande valore affettivo. I malviventi hanno forzato le finestre con il piede di porco, provocando molti danni, e pare abbiano chiuso i cani in una stanza per evitare che abbaiassero, attirando l'attenzione dei vicini. Sempre di furti parliamo con il nostro Lucio Zanato. Andiamo a Santa Lucia di Piave, dove i residenti, uno in particolare, si attrezzano come possono. Vi abbiamo raccontato qualche settimana fa di un cartello apparso nella zona di Susegana, un cartello antiladri. Stavolta vi raccontiamo di una nuova iniziativa, per certi versi anche ironica. Vedremo quanto efficace. Lucio, buongiorno.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con Ugo Pizzinato che è un artigiano, restauratore edile, che però diciamo qui a casa, siamo nel confine tra Santa Lucia di Piave e Marino di Piave a ridosso della A27 in un'area vocata all'agricoltura, quindi con poche case vicino, giustamente dopo aver sentito di ladri nelle altre case, di essere stato anche visitato dai ladri a suo tempo, ha deciso di dare una specie di, come potremmo dire, di biglietto per dire già che ci sei arrangiati tu. In particolare, se vedete le immagini che abbiamo girato prima, ciao signor ladro, prendi il tuo e aiutaci risparmiando un passaggio. Prendi il tuo fogliettino per, signor Ugo? Il DASPO, il foglio di via che adesso è tanto di moda da parte delle istituzioni da dare alle persone arrestate, perché poi giustamente dopo arrestate devono andarsene via da soli, no? Che in realtà poi magari molte volte rimangono comunque qua. Beh certo, notizia di qualche giorno fa di una persona è stata arrestata che ne aveva 8, faceva collezione probabilmente. Ecco, quindi lei ha fatto questa iniziativa ironica del DASPO, perché? Per cercare di dare una botta, di dare un segnale, qualcosa, e difatti stranamente sta riuscendo, quindi, perché bisogna fare qualcosa, allora noi, se posso dirlo, noi siamo organizzati con un sistema di WhatsApp che siamo collegati tra tutti qua in questa zona, perché siamo in tipo controllo di vicinato, insomma. Sì, esatto, però non abbiamo messo fuori la targhetta, noi proprio lo facciamo e quando giriamo i messaggi ci attiviamo subito, e secondo me è una cosa che è molto utile da fare, però deve essere portata avanti da tutti. Quando entri in un gruppo del genere non è che puoi dire beh, sospetto il notiziario che mi arriva, sono andati a rubare qua in fianco e far niente. Bisogna secondo me tenersi in comunicazione, e allora volevo dare un po' una spinta su questo settore, perché poi fra l'altro lei confina qui con un'azienda agricola che l'altro giorno sono arrivati i ladri, non hanno rubato niente, ma perché si è attrezzato con un sistema d'allarme, addirittura con illuminazione, un po' come quello che ha lei qua. Sì, esatto. Ecco perché poi voi qui in mezzo alla campagna, in mezzo ai vitigni, di solito i ladri come arrivano? Lei sa già anche della tattica con gli scooter? La modalità in genere è tramite scooter, mediante scooter li lasciano dentro per i campi, per le vigne, e poi quando devono scappare riescono a nascondersi subito, è difficilissimo trovarli, anche i carabinieri quando vengono di qua, poi le vie di fuga sono molteplici e quindi come fai a prenderli? È impossibile, una roba. E quindi lei ha detto se venite prendetevi via già il foglio di via, così almeno risparmiamo un passaggio. Sì, risparmiamo di chiamare le forze dell'ordine che tanto poi arrivano mezz'ora dopo senza dar colpe, però la realtà è quella, poi noi siamo fuori, quindi ora che si organizzino, se non c'è una pattuglia nelle vicinanze, qui ti arrivano mezz'ora, 40 minuti dopo, sì. Al di là di questo, insomma, però la cosa importante è, come dire, difendersi e difendersi tutti assieme, ma anche, diciamo, difendersi personalmente con sistemi d'allarme, come nel suo caso, ad esempio, un sensore per cui si accendono tutte le lampade. Tutte le luci, sì, è fondamentale. Sono come gli scarafaggi, quindi con la luce tendono a... diciamo che il paragone è abbastanza pregnante. Detto questo, questo è un sistema, se vogliamo, per sensibilizzare le persone. Questa sera racconteremo anche qualcosina di più, perché qui la gente giustamente dice noi, come dire, ci sono tanti bonus, c'è il bonus per il frigorifero, c'è il bonus adesso per i caminetti, le stufe da parte della regione. Perché non pensare a un bonus anche per sistemi d'allarme per cui come dire, c'è una certa agevolazione? Lei come lo vedrebbe un bonus per i sistemi d'allarme? Ma sì, interessante, anche perché stiamo andando adesso stiamo tornando agli anni 90, secondo me, quel periodo che c'erano molti furti molto, molto sfacciati, e stiamo tornando lì, e quindi secondo me sì, se ci danno una mano sarebbe una gran bella cosa, insomma. Ecco, di tutto questo parleremo meglio questa sera nel telegiornale. Se non hai domande, a te la linea. Grazie davvero Lucio Zanato, a te e al tuo ospite. Questo è il clima che ormai stiamo monitorando e raccontando da mesi anche in quest'estate trevigiana. Rimaniamo sul tema, spostiamoci da Santa Lucia di Piave a Pieve di Soligo, due individui sarebbero stati disturbati dal passaggio di un cittadino. Questo sabato sera questa coppia stava tentando di entrare in una villetta di Pieve di Soligo. Ennesimo episodio di come a volte risulti fondamentale il controllo di vicinato, ma anche un uso non corretto dei social. Ne parlava poc'anzi Lucio, visto che il proprietario ha saputo la notizia soltanto nelle scorse ore.
In questo caso probabilmente ha funzionato bene il controllo di vicinato? In questo caso è andata bene, non è sempre così, speriamo che per tutti sia così. Questo è il commento del cognato di Gilberto De Conto, proprietario di questa villetta tra via Capitello e via Tacchi a Pieve di Soligo, che sarebbe stata presa di mira sabato sera da una coppia di ladri in bicicletta. Colpo probabilmente sfumato grazie alla presenza del 29enne Simone Teo. Il giovane avrebbe notato prima il fare sospetto dei due e quando li avrebbe visti saltare la recinzione avrebbe chiamato prima le forze dell'ordine e poi postato tutto sui social, con il risultato di informare tutti meno il proprietario, peraltro in vacanza, che è venuto a conoscenza del fatto dalla stampa. Il proprietario rientra questa sera e ha chiamato sua sorella, mio cognato ha chiamato sua sorella, mi fa: ma cosa è successo sulla casa mia? Allora mi sono precipitato qua a vedere se c'erano segni di scasso così, fortunatamente no. Probabilmente il proprietario presenterà denuncia per il tentativo di effrazione, considerando anche quanto la storia si sia subito amplificata sui social, al punto da far puntualizzare al sindaco di Pieve di Soligo. Direi che bisogna scrivere sui social ciò che è vero, cioè abbiamo chiamato perché ci sono le persone sospette e non dire ci sono dei furti in corso. Sindaco che sottolinea anche gli sforzi continui in tema sicurezza. Abbiamo e stiamo implementando il sistema di telecamere che danno un grande contributo alle forze dell'ordine, soprattutto in via preventiva con un sistema di controllo delle targhe. Il controllo di vicinato, noi abbiamo ricevuto dalla Prefettura di Treviso la sottoscrizione reciproca del protocollo per avviare proprio il controllo di vicinato che adesso il Comune metterà in atto. Provvedimento utile vista l'attuale vicenda, considerando anche che questa villetta è già stata nel mirino dei ladri e non solo questa. Lui ha già avuto un furto in passato, questo mio cognato qua, non ha preso grandi cose perché poi è arrivato di pomeriggio addirittura. Siamo presi male qua perché ci sono furti continui. A casa mia sono stati a novembre, a casa di mia figlia sono stati passati 2 volte nel mese di febbraio. Qua non si vive più qua. Vi do anche un aggiornamento che arriva dalla questura. San Vendemiano, arrestato in flagranza dalla polizia di Stato un cittadino albanese per furto e danneggiamento ai danni di un'impresa di costruzioni. Vi do soltanto il lancio, poi nel corso di questa prima edizione di Telegiornali Serali vi daremo tutti gli approfondimenti. Ringrazio dalla regia Francesca Pezzo e Alessandro Granziera. Adesso subito a Bassano per l'aggressione shock ai danni di un professore avvenuta nella giornata di ieri, un'aggressione violentissima e caccia all'aggressore. Così Mirko Cavallin, buongiorno da Bassano. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Sì, la caccia è stretta, il riservo massimo da parte dei carabinieri che indagano su quanto successo in quest'area. Non abbiamo il punto preciso, ma la zona è questa. Viale 11 febbraio, arteria importantissima che collega la direttrice ovest-est per l'uscita dal centro storico. Ieri mattina questo docente di matematica, un docente veterano del liceo Brocchi, ha raccontato, appunto è stato aggredito, stava facendo la passeggiata consueta del mattino e tra l'altro l'ultimo suo giorno di vacanza prima di rientrare in servizio oggi. Al diniego che avrebbe fatto di una sigaretta da parte di uno sconosciuto sarebbe scattata appunto l'aggressione alle sue spalle con un coltello. L'uomo, 63 anni, è stato colpito ad una scapola, ad una spalla e la lama gli si è infilata per alcuni centimetri nel corpo, sfiorando a quanto pare anche l'aorta. Portato prima a Bassano e poi stato operato d'urgenza ieri all'ospedale San Bortolo di Vicenza e notizia di poco fa da fonti sanitarie è fortunatamente fuori pericolo, quindi il tempo della degenza poi ritornerà e ovviamente parlerà anche con i carabinieri. I militari, come detto, ieri sono arrivati in forze in quest'area, tra l'altro il docente abita proprio qui vicino in questa zona
I militari sono arrivati in forze, la caserma di Bassano è proprio a pochi passi e si sono concentrate le loro ricerche nella zona vicino alle poste che sono all'inizio di Viale 11 Febbraio, cioè dalla parte opposta rispetto alla quale ci troviamo noi. Una zona trafficatissima con tanto traffico, anche piuttosto veloce, come potrete vedere dalle immagini. Testimonianze le stanno cercando appunto i carabinieri per stringere il cerchio. Hanno concentrato le loro ricerche in un paio di condomini che si trovano appunto all'inizio di Viale 11 Febbraio e siamo in contatto per avere ulteriori sviluppi, speriamo nelle prossime ore. Abbiamo raggiunto poco fa la dirigente scolastica del liceo Brocchi, che è alle nostre spalle, il liceo più grande del Veneto, dove questo docente ha studiato da giovane, poi ha iniziato a insegnare matematica. Nella intervista che abbiamo raccolto poco fa, appunto, le emozioni della preside Martina Polo, e poi linea allo studio. Preside, un vostro collega è stato colpito ieri mentre passeggiava, tra l'altro a poca distanza dal suo luogo di lavoro, insomma credo l'intera comunità scolastica colpita da questo fatto. Sì, allora siamo rimasti sconvolti, senza parole, perché mai ci sarebbe aspettati di assistere ad un fatto del genere, non solo come scuola ma anche penso come cittadini. Penso sia un fatto che preoccupa un po' tutti, ci preoccupa per noi stessi ma anche per i nostri figli, per gli studenti che vengono a scuola. Lei ha avuto modo di contattare direttamente o indirettamente il collega? Ho avuto modo di parlare con la figlia, che è stata anche una nostra studentessa, e sono in contatto con lei per sapere un po' come sono le condizioni, come stanno andando le cose. Diceva appunto, c'è paura anche da cittadini, questa tra pochi giorni sarà una zona che tornerà ad essere frequentatissima dagli studenti non solo del Brocchi ma anche di tutte le altre scuole nei dintorni, quindi lo stesso l'aveva detto l'assessore ieri, c'è un po' di preoccupazione proprio per dove è successo questo fatto. Sì, c'è preoccupazione per il dove. Fa paura, certo, come persona, come tutti, ci facciamo delle domande, no, su quello che sta accadendo un po' nel mondo, nella nostra società, perché certe cose a volte le sentino distanti, perché magari accadono in luoghi a molti chilometri di distanza. Invece questa volta è accaduto vicino a noi, quindi un po' fa pensare, no, alla piega che sta prendendo un po' questa società. Io sono una persona ottimista, quindi voglio ancora pensare che sia un fatto isolato e voglio pensare invece che le nuove generazioni potranno trarre insegnamento anche da questo brutto fatto che è avvenuto e crescere come persone migliori. Ha avuto modo di sentire anche alcuni studenti, tra quelli che in questi giorni stanno facendo gli esami di recupero, qualche reazione? Allora, purtroppo con gli studenti non abbiamo parlato, non ho avuto modo di confrontarmi, ci siamo confrontati solo come insegnanti, come educatori, come personale, ecco, e ripeto, è un fatto che ci lascia senza parole, senza spiegazioni. Fatto molto grave, scioccante, soprattutto in una città relativamente tranquilla come Bassano del Grappa. Invoca il pugno duro Gio Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Un professore pugnalato da un ragazzo perché gli ha negato una sigaretta. Ma stiamo scherzando? Nel nostro Veneto, nella nostra Vicenza, nella nostra Bassano, queste cose sono inaccettabili. E dopo li prendono e dopo qualche giorno sono già fuori. Ben venga la riforma della giustizia e la difesa della gente per bene. Il Veneto è della gente per bene e dobbiamo usare le maniere forti con questi delinquenti. E poi dobbiamo mettere le mani sulla salute mentale. Questi squilibrati, una volta c'erano i manicomi, adesso non ci sono più neanche quelli, li prendiamo, li mettiamo in carcere, sono recidivi, tornano fuori, fanno quello che vogliono. Non è assolutamente normale, bisogna utilizzare maniere forti e pugno duro. Dobbiamo tutelare esclusivamente la gente per bene.
Rimaniamo in tema di violenza, di aggressioni in sanità, anche questo un fenomeno più che un'emergenza. Per questo ci colleghiamo con il nostro Daniele Garbin a Vicenza, con Simone Squarcina per la parte tecnica. C'è una precisa richiesta dell'ordine e degli infermieri. Buongiorno Daniele. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Confermo, sono in compagnia proprio con il presidente dell'ordine degli infermieri di Vicenza, Giacomo Canova. Buongiorno a tutti. Ecco, come avevi anticipato, si parla proprio di sicurezza, soprattutto legata a fenomeni di cronaca, legati all'aggressività e alle aggressioni proprio dei sanitari che svolgono le loro funzioni proprio a contatto diretto con chi sta male. In questo caso parliamo proprio dell'ospedale, riferito all'ultimo e ennesimo fatto di cronaca che risale semplicemente a sabato. Il pretesto, ricordiamo brevemente i fatti: una donna di 34 anni di origine serba era stata in qualche modo bloccata proprio per un furto in centro a Vicenza, probabilmente sotto l'effetto di una serie di sostanze stupefacenti. È stato necessario l'accompagnamento in ospedale e lì proprio la scorta ha lasciato la donna in ospedale, e la donna in quel caso ha dato in escandescenze, ha spintonato, ha aggredito infermieri lanciando una bottiglietta al medico di turno, una dottoressa. Insomma, c'è stato necessario di intervenire per avere ragione della donna, che è stata arrestata. Ecco, questo fatto ha scatenato anche le reazioni politiche e la necessità di fare qualcosa. Ricordiamo solo un altro episodio la settimana scorsa all'ospedale di Bassano. Ecco, la prima richiesta è proprio questa, di documentare quello che avviene con una bodycam, e questo potrebbe essere uno strumento utile. Sì, ricordiamo che è in atto da parte della Regione Veneto una sperimentazione nel pronto soccorso di San Donà di Piave, dove stanno sperimentando l'utilizzo delle bodycam utilizzate per riprendere ciò che avviene. Questo può essere utile anche in fase istruttoria successiva di attività giudiziaria, ma semplicemente anche indossare un dispositivo wearable quale la bodycam permette di agire da deterrenza. Cioè, chi mi aggredisce vede che lo sto riprendendo e quindi sa che ciò che sta facendo potrebbe essere utilizzato poi in fasi successive. Noi siamo a disposizione qualora chiaramente sia un'iniziativa che coinvolga più pronto soccorso, venisse decisa di essere estesa. Sostanzialmente tutte quelle che sono le azioni per diminuire questo odioso fenomeno delle aggressioni sono utili. Questo è uno, esistono anche altri dispositivi o dei braccialetti che possono lanciare un allarme. In pronto soccorso a Vicenza, dove è avvenuto l'episodio, ci sono dei tasti di allarme precoce che allarmano la vigilanza interna affinché intervenga. Sostanzialmente tutte le azioni che possono essere messe in campo per contrastare questo fenomeno sono le benvenute, le ben accolte dal punto di vista dell'ordine, e saranno supportate. Quello che però in questo momento è necessario, dopo l'ennesimo episodio che denunciamo e di cui avete anche ricevuto la solidarietà a parte dall'USA, anche dalle varie forze di politiche regionali e nazionali, proprio trasversalmente, però è quello che venga fatto un coordinamento. Ecco, questo è necessario. Questi sono tutti strumenti utili, però va fatta un'operazione di cornice, diciamo, istituzionale. Chiedete un tavolo con il prefetto proprio per quale motivo? Esattamente. La problematica della violenza sugli operatori sanitari non è una problematica divisiva, e lo abbiamo visto. La solidarietà è arrivata da tutti. Io per primo, appena saputo dell'episodio, ho chiamato immediatamente la collega per sentire come stesse. Lo dicevo e l'ho sempre detto, sono stanco di farlo, perché significa che continuiamo a vederci aggrediti. Quello che chiediamo è che gli interlocutori autorevoli in tema, le direzioni strategiche aziendali, la prefettura, la questura, il sindaco, si mettano ad un tavolo e producano un protocollo affinché queste situazioni possano essere gestite con una modalità condivisa. Ad esempio, ciò che si richiede è che qualora una persona venga accompagnata in pronto soccorso dalle forze dell'ordine, le stesse forze dell'ordine non si limitino all'accompagnamento, ma rimangano lì vicino al paziente, a tutela del paziente, a tutela dei sanitari e a tutela anche di altri pazienti e di familiari che in quel momento affollano la sala d'attesa e che potrebbero essere vittime inconsapevoli di una violenza da parte di un soggetto in condizioni alterate. Sostanzialmente serve dialogare e serve dare delle soluzioni concrete per tutelare i nostri infermieri, ma non solo, tutti quelli che si rivolgono ai nostri ospedali finché trovano dei luoghi di cure sicuri. Ecco, allora intanto le auguriamo un buon lavoro, ovviamente la questione non finisce qui, ma intanto la salutiamo. Grazie per tenere alta l'attenzione, noi saremo sempre a disposizione, e ringrazio tutti gli infermieri che quotidianamente lavorano nei nostri contesti, anche in quelli difficili. Ecco, da Vicenza per il momento è tutto, restituisco la linea.
Grazie Daniele Garbina con Simone Squarcina. Rimaniamo sempre in tema di aggressioni, di violenze, con i controlli serrati della Polizia Locale di Castelfranco Veneto, con un ventenne già noto alle forze dell'ordine che è stato fermato in piazza Serenissima con un coltello a serramanico di 20 centimetri. Il giovane per questo è stato denunciato. La polizia locale ha notato fin da subito qualcosa di strano e infatti uno dei 3 ragazzi fermati in piazza Serenissima aveva in tasca un coltello a serramanico lungo 20 cm. È accaduto a Castelfranco Veneto durante un pattugliamento del weekend. Alla vista degli agenti, i 3 giovani hanno tentato di allontanarsi rapidamente, attirando l'attenzione della pattuglia. Uno di loro, poco più che ventenne, già noto alle forze dell'ordine per spaccio e reati contro il patrimonio, è apparso particolarmente nervoso. Il controllo ha confermato i sospetti. Nelle sue tasche è spuntato il coltello, pronto all'uso e immediatamente sequestrato. Per garantire la sicurezza, sul posto è intervenuta una seconda pattuglia con veicolo attrezzato per il trasporto. Il giovane è stato accompagnato al comando di Via Venale, dove sono scattate le procedure di rito e la denuncia all'autorità giudiziaria. Torniamo a parlare di violenza di genere e di braccialetto elettronico. Lo abbiamo fatto spesso in questi giorni, soprattutto riguardo ad altri fatti di cronaca avvenuti anche a Treviso. Manomette il braccialetto elettronico per provare ad avvicinarsi di nuovo all'ex compagna. Un uomo è stato arrestato, siamo sempre in provincia di Padova. Il giudice aveva stabilito di applicare il braccialetto elettronico ad un 53enne cittadino romeno e di sottoporlo al divieto di avvicinamento alla ex compagna e al divieto di dimora nel comune di residenza della donna. L'uomo però ha provato a manomettere il dispositivo facendo scattare l'allert alla centrale operativa dei carabinieri. Subito una pattuglia della stazione di Piombino Dese ha raggiunto l'appartamento segnalato. Lì l'uomo ha cercato di minimizzare, riferendo ai militari di uno scherzo da parte di un amico che ha tentato di tagliare il dispositivo. Viste le perplessità degli uomini dell'arma, il 53enne ha poi confessato di aver provato a strapparsi il braccialetto per poi provare ad avvicinare l'ex compagna. L'uomo è stato quindi arrestato e processato. Il giudice ha convalidato l'arresto per 1 anno dell'imputato. I carabinieri della compagnia di Este hanno arrestato un 40enne magrebino trovato con 12 grammi di cocaina. Lo straniero irregolare sul territorio nazionale aveva 15 palline di cocaina e una decina di grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette e in un vano dello zaino che portava in spalla. Lo spacciatore ha tentato la fuga ma è stato bloccato e arrestato, così dunque nel territorio di Este. Alta Padovana, sicurezza, movida sicura, controlli dei carabinieri, un primo bilancio. Un fine settimana di controlli, quello appena trascorso per i carabinieri della compagnia di Cittadella per monitorare i luoghi della movida nei principali comuni dell'Alta Padovana. Controlli che si sono concentrati tra Galliera Veneta, Massanzago, Arsego, di San Giorgio delle Pertiche, Borgo Rico, Campo San Piero, Campo d'Arsego, Tre Baseleghe e Tombolo. Identificate 98 persone, controllati 52 veicoli. Nei locali ispezioni dei carabinieri del NAS che hanno multato il gestore di un esercizio pubblico dove sono state riscontrate evidenti carenze igienico-sanitarie. Per il titolare 1.000 euro di sanzione. Paura a Sandrigo nel Vicentino, dove un grosso albero è caduto sul tetto di una casa. Grande spavento per una famiglia residente a Sandrigo in via Benedetto Croce per l'improvviso schianto di un grosso albero caduto sull'abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma è stato necessario grande impegno dei vigili del fuoco per rimuovere rami e tronco del grosso albero che si erano appoggiati sul tetto dell'edificio, precludendone l'utilizzo. 9 i pompieri accorsi lungo la provinciale Schiavonesca con numerosi mezzi. Sono state necessarie 4 ore per mettere in sicurezza l'area e verificare la sicurezza statica dell'immobile. Sul posto anche la polizia locale. I temi della sicurezza ci portano ora a Marghera con la nostra Ilaria Marchiori. Per la parte tecnica Tommaso Migot. Siamo al Vega, uno degli edifici più noti nel veneziano, dove c'è un allarme specifico, un allarme sicurezza ma anche un allarme degrado. Ilaria, raccontaci tutto, buongiorno.
Sì, buongiorno anche a te Christian, buongiorno ai nostri telespettatori, hai fatto una precisa disamina come sempre. Ci troviamo proprio al Parco Scientifico Tecnologico Vega, in uno degli edifici da cui sono entrati i ladri che sono entrati in ben quattro studi, tra cui uno di architettura e altri 3. Questo perché è accaduto? Perché ci troviamo proprio a ridosso del sottopasso della stazione, per cui erano iniziati dei lavori di riqualificazione che poi sono stati interrotti, cosa che non ha fatto che ovviamente aumentare lo stato di degrado. C'è stata un'interrogazione da parte del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Venezia, ma qui insieme a noi c'è il presidente del Vega, Roberto Ferrara, che vuole commentare appunto quanto accaduto e quanto sta continuando ad accadere. Benvenuto presidente. Sì, grazie. Ricordo anche di essere presidente di un collegio di liquidatori, perché la società è in liquidazione, con i miei colleghi Massimo Darè e Vallizillio, ed è questo il collegio che sta cercando di liquidare la società. E fatta questa puntualizzazione amministrativa vengo all'interrogazione del gruppo del PD, che sinceramente mi spiace che si presti a queste polemiche che sono assolutamente sterili, perché io mi intendo del mestiere, perché ho fatto per 7 anni il consigliere comunale di opposizione prima di loro, quando forse loro non pensavano nemmeno a fare politica, ma ero il recordman delle interrogazioni quando c'era Massimo Cacciari sindaco, e quindi credo la materia di conoscerla abbastanza, ma sinceramente un'interrogazione più raffazionata, inconcludente e dove non si conosce assolutamente la materia di questa, faccio fatica a trovarla. Perché presidente? Sì, perché intanto non si sa assolutamente dove stia Vega e quali siano i suoi confini, perché si mescola tutto dicendo Vega, ma in realtà noi siamo qui vicino al sottopasso della stazione, che è di RFI, quindi non è una pertinenza di Vega. Il padiglione acque è della Finint di Marchi, quindi non è cosa nostra, però sono assolutamente 2 situazioni di grande degrado, perché io personalmente ho fatto dei sopralluoghi, ho visto le tendine dei bivacchi presso il padiglione acque, e quindi evidentemente se tu sei vicino a delle situazioni di degrado è facile che chi è lì poi si sposti anche all'interno di Vega. Vega, per quanto mi riguarda, non solo me, ma il super condominio, che è il condominio che raggruppa Vega, ma anche la Camera di Commercio, la Regione e molte altre aziende, perché non siamo solo noi. Abbiamo un servizio di vigilanza che costa 171.000 euro l'anno, e in più Vega del suo ne mette altri 24.000 per una sorveglianza particolare che chiude tutte le porte di notte, che fa le ronde, e che quindi sinceramente ci costa anche 600 euro al giorno, e stante le condizioni economiche disagiate della società, per noi è un grande sforzo. Io direi che il gruppo del PD, prima di fare interrogazioni, è bene che si informi di cosa sta parlando, e si informi già che c'è, visto che io sono da 10 anni qui in amministrazione. Abbiamo ereditato una società che era in liquidazione e con 15 milioni di euro di debiti. Siccome all'epoca amministrava il PD, sarebbe bene che si facessero spiegare come hanno ridotto il Vega loro in queste condizioni, e qui c'è gente che lavora e che va rispettata, e nonostante questa difficoltà e la liquidazione stiamo riuscendo a tenere bene in piedi l'azienda con delle start-up, con un incubatore certificato dal Ministero e con un centinaio di aziende di 2.000 addetti che lavorano in questa azienda e che vanno rispettati. E ricordiamo anche, presidente, che vi siete attivati immediatamente anche per risistemare gli uffici dove sono entrati appunto i vandali e i ladri, e addirittura alcuni spostarli. Abbiamo trovato una collocazione alternativa per lo studio di architetti che è stato bersagliato 2 o 3 volte, quindi nel timore che ci sia un bersaglio voluto verso questo studio li abbiamo spostati al piano superiore, quindi noi abbiamo anche intensificato del nostro la vigilanza, più di così veramente non possiamo fare. Ringrazio il presidente Roberto Ferrara, qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori con Tommaso Migot. Polemica, politica o no, resta una situazione, lo vedete insomma, ve lo stiamo raccontando ormai da tempo, di assoluto degrado. E noi ritorniamo sulla giornata vissuta ieri a Cornuda, una mattinata in particolare di paura e shock, dopo che una ragazzina di 14 anni è caduta dalla finestra del 3° piano della propria abitazione, si lamentava e chiedeva aiuto. Il racconto di una vicina di casa: si è trattato con ogni probabilità di un gesto estremo. Possiamo dirvi che le condizioni di questa ragazzina, di questa bambina, sono migliorate e sono complessivamente buone. Certo, è stata veramente una mattinata molto dura per Cornuda.
mi sono svegliata perché ho sentito dei lamenti, tipo delle grida, aiuto, non lo so. E ho guardato fuori dalla finestra, ho abbassato lo sguardo e c'era una ragazza distesa a terra che piangeva, si lamentava. Sono da poco passate le 6 del mattino in pieno centro a Cornuda, quando diversi residenti si trovano davanti a una scena agghiacciante. C'è una ragazzina a terra, 14enne, gravemente ferita. Si scoprirà poi che è volata dalla finestra del terzo piano della casa in cui vive con i genitori, in quel momento all'estero, e al fratello 18enne che pare stesse dormendo. 15 metri di volo attutiti provvidenzialmente da questa rete. La ragazza è finita prima sulla rete e poi a terra, quindi non si è sentito il tonfo, anche se fosse caduta, non è caduta a terra, è caduta sulla rete e poi è andata a terra. La 14enne quindi è cosciente quando arrivano gli operatori del 118, la mobilitazione è generale. Ho visto l'elicottero che si è calato qui vicino al campo sportivo. E dopo circa 20 minuti si è rialzato e è andato via. Ho sentito le sirene dell'automedica, dell'ambulanza, basta. Sul posto i carabinieri che escludono quasi subito il coinvolgimento di terzi. Più che un incidente si tratterebbe di un tentato gesto estremo. La notizia ha veramente scosso tutta la comunità, siamo nel cuore del paese, sia per la giovanetà della ragazza ma anche per la situazione in sé per sé. Ci siamo fatti presenti anche al fratello, che è l'unica persona della famiglia qui al momento presente, e ci siamo messi a disposizione anche per facilitare il rientro dei genitori. Le istituzioni non sono semplicemente dei tagli di nastro, sono delle persone fisicamente alle quali ci si può rapportare e confrontare. Un fatto che interroga le coscienze in un momento in cui sempre più giovani faticano a reggere il peso delle loro esistenze. L'associazione Il Filo di Simo da anni ha messo in piedi una task force antisuicidi. Ad oggi stiamo seguendo centinaio di persone, la fascia di età, il 70% è dai 12 ai 27 anni. Dal nostro osservatorio l'età si sta abbassando. Abbiamo notato che, tra altre cose, è sempre più frequente il disagio di ragazzini che sono sulla fascia di età che va dai 14, 15 e 16 anni. Ma per evitare questo dovremmo avere il coraggio di parlare sempre più spesso di suicidio e utilizzare la parola suicidio come un qualcosa che possa portare a condividere le difficoltà delle persone. Siamo esposti a questo rischio perché, ripeto, la vita è imprevedibile, il gesto suicidario è imprevedibile, non ti dirà mai quando succede, ma potrebbe purtroppo succedere. Temi dunque complessi, delicati, ma che vanno affrontati, ed è il dolore che sta affrontando Montebelluna per la prematura scomparsa, sempre a seguito di un gesto estremo di Giacomo Cornuda, 24 anni appena, tra i più attivi volontari della Palio di Montebelluna che si terrà nel fine settimana. Ciao ragazzi, l'ultimo messaggio mandato agli amici che ora vivono nel tormento. Ho il cuore devastato perché io è da letteralmente ieri mattina che il mio cervello sta ripensando a tutte le conversazioni che abbiamo fatto da mercoledì per cercare un cavillo che sicuramente non lo riporterà qua, però da capire se magari mi ero perso qualcosa e quant'altro, però nulla, ma assolutamente nulla, frase o parola dava segnale di questo tipo, anzi tutte le conversazioni erano proiettate al futuro, sia vicino che prossimo. Vivono ore di tormento gli amici di Giacomo Cornuda, il 24enne trovato morto nella sua abitazione di via Caltrevisana a Montebelluna dopo un gesto estremo. Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere. Il ragazzo stava preparando il Palio del Vecchio Mercato, manifestazione di cui era colonna portante. In queste immagini recentissime Giacomo, con la sua maglietta verde, quella della Contrada Guarda, è alla testa di un gruppo di atleti appassionati e amici. 3, 2, 1, motore! È andata via! Momenti di spensieratezza che sembrano ora lontani anni luce. Di Giacomo restano la gentilezza, la disponibilità, l'essere sempre in prima linea e quel messaggio inviato alle 9:16 del mattino. Nella chat di gruppo ci è arrivato un messaggio dove Giacomo ci ha scritto: ciao ragazzi, e ha mandato un cuore.
e da lì in poi non l'abbiamo ovviamente più sentito, se no poi quando abbiamo saputo quello che è successo, un'ora dopo circa del messaggio. Col senno di poi ci siamo detti forse quel messaggio poteva voler dire qualcosa, però col senno di poi si fanno tante cose, quindi al momento nessuno ha dato peso, qualcuno pensava avesse sbagliato magari il gruppo, la chat o cose così. Un dolore grande per tutta la contrada. Resto sgomento su come possa finire così. In questo abbiamo fallito come comunità, società, persone. La riflessione amara dell'ex presidente del Palio, Nicola Palumbo, che ricorda anche lui le doti di altruismo del 24enne. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Adalberto Bordin in attesa dei funerali, con l'abbraccio ai genitori e alla sorella. Tra tanti interrogativi, una sola certezza: Giacomo non sarà dimenticato. Momento difficile, molto difficile, inspiegabile, duro anche da accettare e duro da vivere per questa edizione dell'Ente Palio di quest'anno. Insomma. È ovvio che lo ricorderemo, è sempre stato un ragazzo ad esempio del volontariato, perché non è facile oggi avere ragazzi così giovani che dedicano il loro tempo a fare qualcosa per la comunità, quindi tanto di cappello di rispetto lo farò anche durante le sere, una serata di apertura, un momento lo dedichiamo sicuramente a Giacomo perché lo merita. Vi devo dare un aggiornamento velocissimo, poi ci ricollegheremo con Bassano del Grappa. È stato preso, identificato qualche istante fa l'aggressore dell'uomo, del professore, avvenuta ieri a Bassano. Abbiamo parlato in apertura l'accoltellamento di questo prof 62enne accoltellato perché si sarebbe rifiutato di dare una sigaretta a un giovane. Ebbene, questo giovane è stato identificato, è stato preso. Fra poco ci ricollegheremo con Mirko Cavallin da Bassano del Grappa. Rimaniamo nel Vicentino d'Arzignano per i funerali di Giulio Pizzolato, Pizzo per gli amici, l'addio al sedicenne travolto e ucciso in moto a Ferragosto. Si è alzata in volo anche una colomba bianca tra grappoli di palloncini candidi accompagnati dalle note di Wonderwall, una delle canzoni degli Oasis più amate da Giulio Pizzolato. Il sedicenne è morto a seguito delle ferite riportate nel tragico incidente di Ferragosto. Un'auto lo travolse e uccise assieme al suo amico Mattia Cardascia mentre viaggiavano su uno scooter. Ad Arzignano alcune centinaia di persone hanno accompagnato la salma e gremito alla chiesa di Villaggio Giardino. Tantissimi giovani amici dei due adolescenti hanno voluto essere presenti nella commovente cerimonia di addio. I ragazzi frequentavano lo stesso liceo artistico Boccioni di Valdagno. Molti compagni di scuola hanno indossato la stessa maglietta usata per il funerale di Mattia celebrato sabato. Nell'omelia Don Luigi Fontana ha espresso un pensiero comune per entrambi i ragazzi. Il carattere caparbio ma sensibile di Giulio è stato ricordato anche dai cugini che si sono appellati alle doti artistiche del ragazzo per cercare di lenire il dolore della famiglia. Ci servirà il tuo talento, il tuo tratto con la matita forte ed essenziale per disegnare traiettorie nel vuoto che hai lasciato. Noi non sappiamo dove sei diretto, in che posto sei adesso, ma sappiamo con certezza dove resterà. Resterà in noi attraverso i tuoi disegni. Per questo sulla bara i genitori Luisa e Carlo hanno deposto una matita spezzata assieme a 3 rose rosse e una bianca. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta ad Arzignano, ma la cittadina si è stretta e raccolta nel dolore fin dalla veglia funebre di giovedì. È stata veramente una veglia molto sentita e gli amici che poi fanno emergere, no? Sono anche io mamma di un ragazzo di quell'età, fanno emergere i lati che magari noi genitori non conosciamo, magari tra le nostre mura, ecco, e sono veramente dei ragazzi splendidi, quindi ecco che Mattia e Giulio diano loro la forza per superare questo momento. Dico sempre, sono vicina anche, siamo vicini, tutta la città è vicina, anche i ragazzi che erano coinvolti quella sera nel tragico incidente, affinché anche loro abbiano la forza, grazie a Mattia e Giulio, di superare questo momento che sarà comunque difficile.
Torniamo alla cronaca e alla notte di follia vissuta a Treviso per un 41enne marocchino che alla fine è stato giudicato per direttissima nella tarda mattinata di ieri. L'uomo è accusato di aver aggredito 2 agenti di polizia che lo avevano fermato perché sospettato di essere l'autore di un furto avvenuto poco prima in Ghirada ai danni della sanitaria Borella. Qui si sarebbe introdotto forzando la serratura d'ingresso per poi asportare 350 euro e scappare. Grazie all'immediata visione delle telecamere gli agenti lo hanno braccato in un comune dell'Interland dove è solito dimorare pur non risultando residente. Con sé aveva anche la refurtiva di un furto avvenuto nella mattinata di domenica in uno studio medico di San Zeno. Per questo dovrà rispondere del reato di ricettazione. Nei suoi confronti ora è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza accanto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Entrambi gli agenti di polizia hanno rimediato ferite lievi con alcuni giorni di prognosi. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 244 tra capi di abbigliamento e accessori contraffatti posti in vendita in un negozio di Caorle che presentavano un elevato livello di cura dei dettagli tanto da risultare difficilmente distinguibili dagli originali. Tra i marchi contraffatti figurano noti brand come Nike, Adidas, Puma, Air Jordan, Palm Angels. Gli articoli erano posti in vendita allo stesso prezzo degli originali. L'operazione è scattata dopo il rinvenimento e il sequestro nel capoluogo della Marca, Treviso, in un furgone di 59 capi privi dei contrassegni di autenticità destinati al negozio della località balneare di Caorle appunto. Il titolare è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Questa l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso comunicata soltanto qualche ora fa. Vi ricordo che è stato preso l'aggressore del prof. Parliamo dell'aggressione shock di ieri nel centro di Bassano del Grappa, quel 62enne che è stato accoltellato alle spalle per aver negato una sigaretta. Fra poco ci collegheremo di nuovo con Mirko Cavallina. Intanto però ritorniamo a parlare di violenza di genere, in particolare di molestie nei luoghi di lavoro. È un impegno senza sosta quello della consigliera di parità della provincia di Belluno che analizza i dati con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Nella sede di Confcommercio a Belluno per parlare di parità di genere, alla mia destra la consigliera di parità della provincia di Belluno Flavia Monego, alla mia sinistra il presidente di Confcommercio Belluno Dolomiti Paolo Doglioni. Oggi è una giornata importante perché è stata ufficializzata la certificazione di parità di genere ad una delle società di Confcommercio Belluno che è Ascom Servizi SRL, ed è un momento importante per fare un po' il punto sulla questione sempre molto delicata relativa alla parità di genere. Allora, prima di parlarne approfonditamente con la consigliera Monego, chiedo al presidente Doglioni di sapere intanto come ci siete arrivati e poi che cosa significa per voi avere raggiunto questo traguardo. La seconda, aver raggiunto il traguardo vuol dire aver fatto un passo avanti verso una parità di genere che è funzionale al nostro sistema ed è funzionale al sistema di qualsiasi azienda essa sia. La donna va rivalutata in base al peso delle proprie competenze e delle proprie capacità. E quindi un grazie particolare ai miei uffici che hanno fatto questo iter per raggiungere poi questa certificazione. Ecco, una certificazione che parla anche per numeri, perché l'85% fatto 100, l'85% è rappresentato da donne, delle persone che lavorano in Ascom Servizi. È stato un iter particolarmente complesso, è stato un iter che ha comportato anche delle riflessioni
questioni, delle riparametrazioni, anche per esempio di alcuni stipendi, ma la cosa fondamentale è che all'interno di Ascom Servizi il 50% dei ruoli apicali è ricoperto da donne. Consigliera Monego, con lei e con la sua persona e il suo importante ruolo in provincia di Belluno sovente ci siamo fermati a parlare non solo di parità di genere, ma anche di tutte le questioni inerenti il rapporto tra uomo e donna in ambito lavorativo, che è abbastanza complicato anche in provincia di Belluno. Moltissimi casi di molestie, di dissidi, di stalking nelle aziende, vero? Sì, diciamo che Belluno non si discosta molto comunque dalla regione o a livello nazionale, perché comunque i dati sono questi in linea. Allora, sentire oggi quello che è emerso da questa conferenza stampa dal direttore dell'Ascom e dal presidente mi conforta moltissimo, perché stiamo parlando comunque di molte tematiche e per raggiungere questa certificazione di parità di genere bisogna avere comunque determinati parametri. Allora io mi occupo quotidianamente del tema della conciliazione famiglia-lavoro, che attualmente è un tema molto ma molto diffuso. Mi arrivano spessissimo dei casi di conciliazione famiglia-lavoro e sono quelli più difficili da raggiungere, perché non ci sono delle leggi precise che dicono all'azienda che cosa deve fare, eccetera. Parliamo dello smart working. Recentemente ho avuto un caso di richiesta di smart working che non è andato per niente a buon fine, anzi diciamo che è il caso di Cortina, no? Con anche un ente pubblico che nega questa possibilità ad una sua dipendente. Sì, un caso pubblico, cioè è un ente pubblico e quindi ragion di più che dovrebbe dare l'esempio al territorio di come si amministra. Poi c'è comunque la discriminazione c'è il gap di differenza salari fra uomo e donna, che nonostante, dicevo anche in conferenza stampa, ci siano molte più donne laureate rispetto agli uomini, nei ruoli apicali ci sono prevalentemente uomini e il gap di differenza salariale anche è notevole, perché i dati dell'INPS, mi pare che sia del fino al 2023, affermano che a livello operaio c'è una differenza dell'11% fra maschi e donne, a livello impiegatizio il 22%, a livello apicale 32%. Grazie a Flavia Monego. Un'ultima battuta la facciamo con il Presidente Doglioni, perché questo è uno step. La certificazione sarà rivista, nel senso che sarà sottoposta a test, a controlli, e già i suoi uffici stanno lavorando in questo senso. Continuo. Noi viviamo in un mondo dove non c'è una staticità, ma c'è una dinamicità, quindi seguiamo quello che il mondo vuole in quel momento. Grazie da Belluno, grazie a Tiziana Bolognani. Quindi, preso l'aggressore del docente, posso darvi un ulteriore dettaglio. Il blitz è scattato nella zona della stazione di Bassano del Grappa. Questo professore, lo ripeto, era stato accoltellato per una sigaretta negata, quindi è stato fermato il presunto aggressore. L'uomo, lo avete sentito poc'anzi da Mirko Cavallin, è fuori pericolo di vita. Resta il fatto che il coltello si era avvicinato tantissimo alla spina dorsale, quindi veramente si sono vissuti attimi di panico e di viva preoccupazione nella giornata di ieri. Quindi alla base di questo gesto, un banalissimo rifiuto, quello di una semplice sigaretta, e l'uomo, questo professore 62enne, davvero può dirsi vivo per miracolo. Noi voltiamo decisamente pagina, fra poco andremo a Bassano del Grappa con una vicenda davvero curiosa. Un team di scienziati italiani e americani sta studiando Emma Mazzenga, la velocista padovana della quale ci siamo più volte occupati, di 92 anni, che un anno fa ha ottenuto il record mondiale nei 200 metri.
Pronti? Via! Dai Emma. Oggi ho fatto 14 mi pare e mezzo, il record del mondo è 15 e mezzo. Quindi adesso vediamo, perché poi 60 non sono sicuro la mia gara, insomma. Per Emma Mazzenga correre è naturale, lo diceva ai nostri microfoni il 16 gennaio del 2024, pochi giorni dopo aver battuto il record mondiale nella categoria Master Donne over 90, correndo i 200 metri in poco più di 54 secondi. Oggi a 92 anni la padovana Emma Mazzenga continua a correre e ad allenarsi con un'energia e con dei tempi che sono diventati oggetti di studio di un team di ricercatori universitari americani e italiani. Lo scorso aprile Emma è stata all'Università di Pavia per alcuni test condotti dal team di Simone Porcelli, docente di fisiologia al Dipartimento di Medicina Molecolare, che ha iniziato la ricerca insieme a Marta Colosio della Marquette University di Milwaukee. Visti al microscopio, i muscoli di Emma Mazzenga hanno rivelato dettagli sorprendenti. Le sue fibre muscolari assomigliano a quelle di una persona sana di 70 anni, ma il suo flusso sanguigno, ovvero l'ossigenazione dei muscoli, è pari a quello di una ventenne. Insomma, la genetica combinata ad un giusto stile di vita rendono Emma una giovane 92enne con tanta energia e ancora tanti traguardi da raggiungere correndo. Davvero straordinario. Noi adesso abbiamo 1 minuto e mezzo di pubblicità, giusto il tempo di riallinearci, perché dobbiamo raccontarvi ancora tante cose, andare a Bassano del Grappa per tutti gli aggiornamenti sul caso dell'aggressione al prof 62enne e ancora a Padova in diretta con la nostra Valentina Visentin per il casus belli dell'autovelox, e poi abbiamo tanti ospiti e tante storie da raccontarvi. Fra 1 minuto ci risiamo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo martedì a nord-est, tanti fatti. Fra poco torniamo su Bassano, su questa aggressione shock. È stato preso quindi l'aggressore del prof 62enne. Fra poco quindi a Bassano. Occupiamoci ora però di un tema che interessa tutte le famiglie, il caro scuola. Ancora 2 settimane di vacanza per gli studenti prima di tornare sui banchi di scuola, ma per le famiglie è già iniziato il periodo degli acquisti del materiale necessario alla ripresa delle lezioni. Come ogni anno, conti alla mano, si fanno i confronti con i prezzi e per le famiglie anche quest'anno la spesa non sarà una passeggiata, anche se per molti articoli, soprattutto quelli di cancelleria, i prezzi si sono stabilizzati e hanno subito leggerissime variazioni. Secondo i dati diffusi del settore programmazione e statistica del Comune di Padova si parla di un aumento generalizzato del 5%, il rincaro maggiore però riguarda come sempre i libri del 3,8%. Un po' di aumento c'è stato, sì, però sinceramente parlando non su tutto e non in maniera così eclatante. Le elementari, lo sappiamo, sono comunque contingentate per legge, e per quanto riguarda invece le spese delle medie e superiori, soprattutto le medie, ci sono i tetti di spesa. Perciò gli aumenti sono gli aumenti che comunque lo Stato e il Ministero dell'Istruzione ha concesso, diciamo, ai librai per tutta una serie di discorsi, ma soprattutto, lo sappiamo, per l'energia elettrica, perché la carta da stampa sta comunque scendendo e si sta attestando di nuovo a livelli normali, mentre per quanto riguarda purtroppo i costi dell'energia, come sappiamo tutti, quello resta il nodo cruciale. Sia alla scuola primaria i libri sono forniti alle famiglie grazie alla cedola comunale, dalle scuole medie e superiori vanno acquistati e in questo caso la spesa media per famiglia oscilla dai 300 ai 500 euro. Le cartolerie cercano di aiutare le famiglie applicando dove possibili sconti sulla cartoleria, promuovendo acquisti in stock, ma sul materiale, come spiega Berti, meglio investire sulla qualità perché poi dura nel tempo e poi sulla sicurezza del prodotto. Soprattutto controllare che ci sia il marchio CE dietro le scatole, perché anche le scatole di marca purtroppo ci sono tanti falsi, perché anche sui colori ci sono tanti falsi, lo vediamo dai continui sequestri che la Guardia di Finanza fa sui centri Cina di colori che non hanno tracciabilità, che non si sa dentro che prodotti ci siano, piombo, non piombo. E poi dobbiamo pensare che i bambini comunque li usano, si sporcano le mani, ma soprattutto li mettono in bocca. Nel caro scuola poi vanno conteggiati i rincari delle rette per le scuole dell'infanzia e primaria private, che vanno dall'1,8 al 2,6%, e il ritocco leggero dei prezzi del trasporto pubblico, che segna un incremento dello 0,4%.
Ecco, questi sono i classici problemi concreti. Da qui partiamo con Nicolò Rocco, presidente veneto di Azione. Buongiorno Rocco. Buongiorno. Lei si sta preparando, come tutti i suoi avversari politici, a una lunga campagna elettorale, però poi i temi che interessano le persone, le famiglie sono questi. E per l'ennesima volta parliamo di rincari. Sì, siamo di fronte a un'inflazione che sappiamo toccare nel vivo le famiglie, soprattutto quelle che hanno dei figli. Abbiamo sentito tanti proclami in questi anni sull'importanza della famiglia, però misure concrete per incentivare le giovani coppie a pensare insomma alla loro genitorialità non ne abbiamo viste. C'è il tema della scuola, che è un tema ricorrente ma che probabilmente quest'anno si fa sentire anche di più, e su questo probabilmente basterebbe anche cercare di un pochino avanzare su quello che è la digitalizzazione, perché molti costi sono anche imputabili ai libri di testo, quindi tutti noi siamo molto affezionati ai libri di testo, anche io sono una persona che non riesce a leggere col Kindle, ha bisogno di toccare il libro fisicamente, però insomma per tutto quello che è la didattica forse un po' di innovazione tecnologica ci aiuterebbe. Siccome poi alcuni di noi hanno anche la possibilità di rappresentare i cittadini nelle istituzioni, sempre per quanto riguarda i costi che le famiglie si trovano a dover affrontare, io vorrei lanciare un appello, perché sono stato contattato da molte famiglie che iscrivono i figli alle piscine comunali di Santabona. Ovviamente parliamo di Santabona, ma come possono essere tante piscine comunali, sappiamo quanto bene faccia il nuoto. L'iscrizione quest'anno è di 173 euro più la prima mensilità, e più saranno a parte asciugamani, phon e tutto quello insomma che dovrebbe aiutare, docce, quindi quello che normalmente insomma è di solito compreso con iscrizione. Su questo io vorrei portare un ordine del giorno, perché insomma su questo per esempio la Giunta può impegnarsi stanziando dei fondi ad hoc, quindi poi è importante che gli enti locali, che sicuramente non navigano nell'oro, però facciano delle scelte coraggiose proprio per aiutare chi sta cercando di portare avanti una genitorialità e una famiglia. Assolutamente, quindi non c'è solo il caro scuola, ci sono anche i rincari per le attività extrascolastiche e Rocco ci ha portato un esempio. E poi ci sono i temi amministrativi che riguardano i comuni, perché poi tutto alla fine finisce sulle spalle dei comuni, anche la questione degli autovelox che sta ritornando davvero incandescente, soprattutto in provincia di Padova. Ci colleghiamo con Campo San Piero con la nostra Valentina Visentina. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. La questione Velox infiamma l'Alta Padovana con due questioni, due fronti. Un fronte è quello che riguarda i comuni di San Martino di Lupari e Galliera Veneta, dove su disposizione della prefettura, proprio perché non c'era la segnalazione distanziata in maniera corretta dal Velox, su questa disposizione sono stati spenti in via precauzionale 3 autovelox. Per quanto riguarda invece il territorio del Campo San Pierese, noi adesso siamo a Campo d'Arsego con il sindaco Walter Gallo, perché lui attualmente è presidente della federazione del Campo San Pierese. Qui invece dal 1° settembre verranno riaccesi 16 Velox, alcuni sulla 308, 2 sulla Brentana e 1 per ciascuno dei 10 comuni. Una decisione che è stata presa dopo un periodo di spegnimento. Perché, sindaco? Cosa avete rilevato? Ma perché naturalmente adesso c'era questa sentenza ancora a marzo e su indicazione del nostro comandante avevamo chiesto in via prudenziale di sospendere l'attività dei Velox. Adesso a seguito di questi chiarimenti anche della prefettura e sulla scorta di una relazione fatta dal comandante Paolocci, di comune accordo e comunque su mia indicazione, cioè quello di dare un atto di giunta per chiaramente dire cosa c'è da fare, abbiamo deciso di riaccenderli in occasione del 20 agosto, della giunta del 20 agosto. Un flash, per voi lo fate per la sicurezza dei cittadini, perché sono state rilevate, mi può fare un esempio, che velocità lungo per esempio la 308? Ma guardi, noi abbiamo dei dati che hanno anche superato i 210 all'ora, cioè cose veramente che fanno venire i brividi. Allora, la sicurezza è importante, ma i fatti che succedono, che sono successi in questi giorni, cioè ragazzi, si corre troppo sulle nostre strade, bisogna che o ci diamo una regolata o qualcuno ci deve pensare, e a volte noi dobbiamo utilizzare i mezzi che abbiamo a disposizione. Grazie sindaco, questa decisione però non ha messo d'accordo tutti i sindaci della federazione del Campo San Pierese, c'è il no della sindaca di Villa del Conte e queste sono le sue motivazioni. La linea può tornare allo studio.
Il nostro voto in giunta di federazione è stato convintamente un voto contrario per sostanzialmente due ragioni. Una di tipo attuale, che riguarda il quadro normativo, è tutt'altro che risolto, è tutt'altro che definitivo, quindi chiedevamo alla giunta di federazione di avere un minimo di cautela e di attendere anche per il fatto che la sottoscritta ha una denuncia penale per atti compiuti dalla federazione con gli autoveloci, e quindi si voleva essere cauti e naturalmente verso la quale ci si vuole anche costituire parte civile. La seconda ragione invece è molto più pratica e storica e riguarda il fatto che Villa del Conte è l'unico comune di federazione ad avere attualmente ubicati ben 2 autovelox fissi. Gli altri autovelox fissi di federazione si trovano tutti lungo la tangenziale 308, una strada completamente al di fuori dei territori comunali e che naturalmente non ha alcuna incidenza nella gestione della viabilità territoriale come invece avviene a Villa del Conte. In questi 4 anni, anzi ormai 5, non ci è mai stato chiesto di condividere atti che riguardassero spostamenti piuttosto che ripristini, piuttosto che avvii. Ricordo che nel 2021 furono avviati, cioè accesi, senza che la sottoscritta lo potesse annunciare ai propri cittadini, e ricordo anche che nel 2024, quando uno fu abbattuto da Fleximan, fu ripristinato senza la condivisione con l'amministrazione di Villa del Conte. Quindi non vediamo perché ora la riaccensione serve al parere positivo di Villa del Conte, anche in virtù del fatto che lo spegnimento è avvenuto con un atto tecnico. In attesa di tutte queste restituzioni, ma soprattutto sempre dalla parte dei nostri cittadini e degli avventori della nostra strada, noi continueremo a chiedere risposte certe e soprattutto tanta verità. Risposte certe chiedono i sindaci, ma il governo nicchia. Nicolò Rocco, è il solito caos all'italiana. Solito caos all'italiana, bisognerebbe che ci fosse una linea chiara di omologazione tra quella che è la linea del Ministero delle Infrastrutture e quello che possono fare gli enti gestori. Cioè questo conflitto tra virgolette di competenze e di attribuzioni crea soltanto confusione. Io sono assolutamente a favore del fatto che gli autovelox ci siano per tutelare la sicurezza. Capisco i cittadini che si sentono presi in giro quando per 4 km/h magari si vedono capitare una multa. Se però posso aggiungere un elemento, anche qui quello che secondo me dà più fastidio di tutto è la confusione che si crea a volte con la notifica. Magari per 29 euro di multa, poi alla fine ci si trovano 350 euro perché la posta non è stata recapitata, c'è il talloncino. Allora anche qui possiamo digitalizzare. Ogni persona che ha una targa si crea una PEC e come è per le imprese, le notifiche devono arrivare per PEC, così diventa tutto più semplice e non si perdono talloncini per strada e da 29 euro magari per 4 km/h non ci si trovano 350 euro nel giro di 6 mesi. Le classiche brutte sorprese. L'aggiornamento di cui vi dicevo: è stato preso l'aggressore del prof a Bassano del Grappa. Ci colleghiamo con Mirko Cavallin. Di nuovo Mirko, che aggiornamenti ci puoi dare? Buona giornata ancora Cristian. Buona giornata ancora, siamo con Renzo Rigoni in zona stazione perché è qui che è stato preso in poco più di 24 ore l'aggressore del professore e potremmo dire, per fare un titolo e parafrasando Dante Alighieri, Galeotta fu la sigaretta, perché se c'era stato il diniego di una sigaretta da parte del professore a questo giovane che avrebbe scatenato la sua aggressione alle spalle ieri mattina intorno alle 7:45, proprio una sigaretta è stato il gancio per poterlo fermare il blitz da parte dei carabinieri col supporto della polizia locale. Sarebbe stato un tassista in servizio qui nella zona stazione a riconoscerlo, dopo alcune informazioni che gli erano state date evidentemente dalle forze dell'ordine, a riconoscerlo dalle calzature di tinta rossa, quindi facilmente individuabili in un periodo in cui questa zona è particolarmente poco frequentata, non ci sono ancora le scuole, e quindi è scattato il riconoscimento e quindi il fermo di questo presunto aggressore. Ulteriori elementi li stiamo raccogliendo da parte dei carabinieri, ma la notizia appunto è confermata. In poco più di 24 ore il caso è stato risolto. Ribadisco quanto avevamo già detto in apertura del primo collegamento, cioè che le condizioni del docente, 63 anni, docente di matematica da sempre al liceo Brocchi dove aveva anche studiato, le sue condizioni sono considerate fuori pericolo dopo l'operazione urgente avvenuta ieri all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il coltello appunto gli si era piantato
sulla spalla destra, non lontano dalla spina dorsale e dalla aorta. Alcuni frammenti di metallo gli sono stati estratti e già questa mattina fonti sanitarie dell'azienda Ulsotto ci hanno confermato che il professore è fuori pericolo. Proprio oggi avrebbe dovuto riprendere il servizio al liceo Brocchi con la fase degli esami di recupero da parte di alcuni studenti. Intanto il suo presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri. Ulteriori dettagli li avremo nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Per il momento da Bassano è ancora tutto. Con Renzo Rigon, a voi la linea. Grazie davvero Mirko. Ci sono da registrare anche le dichiarazioni di Luca Zaia. Rischiare la vita per un violento non è ammissibile in Veneto. Rocco. Ha perfettamente ragione, però bisogna capire come fare. Questo è un caso veramente terribile. C'è anche il caso che per esempio ha riguardato la città di Treviso con l'aggressione al direttore Bramezza. Anche in questo caso si tratta di un soggetto che era arcinoto alle forze dell'ordine, che addirittura in passato ha avuto il braccialetto elettronico. È evidente che qualcosa non sta funzionando in termini di prevenzione e di repressione, perché in questo caso addirittura era una persona che era nota, che aveva già commesso delle infrazioni, stalking, danneggiamento, per cui se neanche le persone che sono note vengono messe nelle condizioni di non nuocere agli altri, veramente c'è da preoccuparsi. Senta Rocco, abbiamo parlato di caro scuola, di famiglie alle prese con i rincari, di autovelox, adesso di sicurezza. Veniamo alla politica, alla tattica e alla strategia politica, visto che abbiamo all'orizzonte le elezioni regionali. Come sappiamo il centrodestra per certi versi è ancora nel caos, non c'è un nome definitivo, non c'è un candidato presidente. Il centrosinistra invece ha optato già da inizio estate per Giovanni Manildo. E Azione che cosa fa? Allora Azione continua il suo percorso di dialogo, avendo comunque in qualche modo individuato in Giovanni Manildo il suo interlocutore. Noi un anno fa siamo partiti dicendo che pregiudizialmente non siamo contrari a nessuno schieramento, nel senso che la funzione secondo me di un partito moderato che vuole superare il bipolarismo è quella di capire quali sono gli elementi che uniscono piuttosto che quelli che dividono. Devo dire che il centrosinistra con la scelta di Giovanni Manildo ha fatto una scelta che piace agli elettori di Azione, perché Giovanni Manildo è stato un sindaco della città di Treviso, è una persona moderata. Io so che a lui non piace moltissimo questo termine, ma per me moderato significa appunto persona capace di unire piuttosto che dividere. Devo dire che sta impostando un programma che è abbastanza in linea col percorso che abbiamo fatto noi come Azione, quindi parlare di sviluppo economico, parlare più che di immigrazione, che è sicuramente un problema, anche di emigrazione, cioè tutte quelle figure, tutti quei giovani che se ne stanno andando dalla nostra regione rendendola più povera. Sta parlando di salute e benessere, sta parlando di ambiente, ma non sempre dicendo dei no, ma ambiente come leva di benessere, ma anche di sviluppo economico, perché è un avvocato che si è occupato di comunità energetiche. Quindi devo dire che su tutti questi elementi stiamo trovando una convergenza. Dopodiché chiaramente noi abbiamo sempre detto che avremmo scelto verso fine agosto, perché vogliamo riunire i nostri organismi e quindi stiamo valutando. Però quindi devo è tutto dire, nei tempi? Siamo nei tempi rispetto a quello che ci siamo detti, però insomma possiamo dire che questa interlocuzione con Giovanni Manildo ci staranno delle soddisfazioni. Poi però sapete che Azione è un partito un po' particolare e quindi corre soltanto se è veramente convinta di poter fare la differenza. Però insomma mi pare che le riserve siano state sciolte, lo ricordo a chi è a casa, lei è il presidente di Azione, quindi il numero 1 in Veneto, quindi se lei dice questo ha un peso specifico. Azione sta con Giovanni Manildo. Io sono il presidente, c'è anche Carlo Pasqualetto che è il segretario, quindi ci sono queste due figure. La mia è più una figura di garanzia, però che in quanto figura di garanzia penso di poter esprimere ovviamente la mia opinione, ma che è in linea con quanto emerso per ora da tutti gli organismi. Manca il suggello dell'ufficialità, possiamo dire manca questo? Il suggello dell'ufficialità, però non è un suggello, come dire, non è un vezzo estetico, non è un vezzo burocratico. Veramente abbiamo visto quello che è successo per esempio in Toscana. In Toscana Azione ha lavorato per
molti mesi con Italia Viva, con Più Europa, con tutti quei riformisti che hanno dato vita al terzo polo, che stiamo parlando di un bacino elettorale dell'8%. In Veneto il terzo polo ha fatto l'8,5% alle politiche, in Veneto il terzo polo ha fatto quasi l'8% alle europee, mettendo insieme Stati Uniti d'Europa e noi come Azione, quindi stiamo parlando di un bacino importante. Per esempio in Toscana il fatto che il candidato Giani abbia detto che lui è a favore di un reddito di cittadinanza e che è contro il rigassificatore di Piombino ha posto Calenda nelle condizioni di dire: prima di buttarci in questa alleanza vediamo se ancora ci sono gli elementi programmatici. Cioè per noi è molto importante, al di là della stima per il candidato, dire: se noi un domani andiamo a governare, le cose che fanno bene alla regione, che fanno bene ai cittadini, che fanno bene alle imprese, siamo in grado di farle o non siamo in grado di farle? Se siamo in grado di farle corriamo, se no rischiamo di prendere in giro i cittadini. Quindi, per dirla all'anglosassone, voi valutate from case to case? Sì, assolutamente. È sempre stato l'atteggiamento di Azione a livello nazionale. Non è trasformismo? No, è stato anche l'atteggiamento di Azione, devo dire, alle elezioni amministrative. Noi a Padova lavoriamo con Sergio Giordani, siamo in maggioranza, abbiamo un assessore di area, diciamo così, abbiamo 3 consiglieri comunali. In altri comuni, per esempio a Noale, Stefano Sorino è sostenuto da una maggioranza di centrodestra. Il tema è sempre: io mi candido, io cerco di amministrare per fare che cosa? Nel caso di Giordani, pur essendoci una maggioranza molto eterogenea, sono arrivati centinaia di milioni di euro per fare il tram e il PNRR. Quindi vuol dire che noi stiamo dove ci rendiamo conto che si possono fare le cose. Prima vedere cammello, mi perdoni la battuta. Sì, ma credo che sia anche una forma di serietà nei confronti dei cittadini. Carlo Calenda si è candidato come terzo polo, ha ricevuto milioni di voti sul fatto di voler superare il bipolarismo, di valutare anche le proposte in Parlamento, così sta facendo e così faremo alle diverse elezioni. Nicolò Rocco, io la ringrazio per questi aggiornamenti, che sono aggiornamenti di un certo peso dal punto di vista politico. Il suggello dell'ufficialità quando arriverà? Quindi fine agosto ormai ci siamo. Sì, secondo me fine agosto, magari i primi di settembre. Noi per esempio ci terremo molto che tutto questo avvenisse anche alla presenza del candidato Manildo, se dovesse essere, ma insomma sono fiducioso, e soprattutto del nostro segretario nazionale Carlo Calenda. Quindi un incontro, un faccia a faccia, un vis-à-vis fra Calenda e Manildo? Secondo me sì, perché è importante guardarsi negli occhi ed è importante anche capire se si ha la voglia di fare le stesse cose. Grazie Nicolò Rocco, presidente di Azione per il Veneto. Noi abbiamo un minuto di pubblicità. Grazie Rocco, a fra poco. Grazie a voi. Di nuovo in diretta, tanta la cronaca in questo martedì 26 agosto, vi abbiamo dato tutti gli aggiornamenti, ma adesso apriamo una pagina dedicata agli spettacoli, abbassiamo un po' i toni, ne abbiamo bisogno, anche perché ormai è imminente, fra poco parte la mostra del cinema, il nostro Lorenzo Maier ha raggiunto il direttore Barbera nelle ore in cui fortissime sono le polemiche attorno a Gaza. Poche ore all'inizio del festival, intanto vi chiedo subito, c'è stata un po' di polemica con questa attrice israeliana che non sarà presente, volevo un chiarimento se è stata una scelta sua o della Biennale. No, è una scelta sua, ci aveva già fatto sapere che non sarebbe venuta, la Biennale non censura nessuno, non l'ha mai fatto in passato, non lo fa oggi e non lo farà in futuro. Siamo un'istituzione culturale, uno spazio di confronto e di dialogo. Figurati te se ci mettiamo a bannire qualcuno dalla partecipazione al nostro evento. Okay, anche mostra ci dobbiamo aspettare tra poche ore. Una mostra ricchissima, molto varia, piena di grandi film, di grandi attori, ma anche di sorprese, di scoperte, di nuovi talenti, cinematografie emergenti, un po' di tutto quello che è il cinema di oggi, con un cinema in continua trasformazione, ma capace di proporre sempre cose inaspettate e nuove e sorprendenti. Una parola sul Leone d'Oro della carriera, che è uno dei grandi che sappiamo, e una parola sulla madrina, sulla conduttrice. Werner Herzog è un regista straordinario, ha superato gli 80 anni, ha realizzato un numero incredibile di film, alcuni film di finzione, molti documentari, tutti straordinari, tutti sorprendenti, tutti capaci di offrirci uno scorcio sul mondo in cui viviamo,
con una originalità, una forza che pochi altri registi possiedono. Quanto a Emanuela Fanelli, i telespettatori soprattutto la conoscono molto bene, anche gli spettatori di cinema hanno imparato ad apprezzarla e in alcuni film importanti in cui ha portato il contributo della sua personalità, della sua originalità, e sono certo che anche a Venezia lascerà il segno. E cade a fagiolo il nostro nuovo ospite, Marco De Martino Modolado, attore e regista bellunese come Comediano Doc. Esatto, innanzitutto grazie per lo spazio che mi dedicate, perché è molto importante per chi fa il mio mestiere. E sì, io sono un attore, un regista e anche un produttore, perché insomma un po' di tutto. Altre volte è stato nostro ospite per altre importanti iniziative, lei è soprattutto attore e di teatro, e proprio adesso vi portiamo a teatro perché c'è una prima imperdibile in Comelico il 6 di settembre, è uno spettacolo molto particolare, lo vedrete anche dal trailer che fra poco Francesca Pezzo e Alessandro Granziera manderanno in onda. È la storia di un mulo. Sì, esatto, il mulo costante, si chiama così, è una storia di questo mulo che è bellunese e parte da Belluno e viene catapultato nel Comelico superiore, dove ahimè dovrà affrontare una missione considerata impossibile assieme degli alpini del battaglione Fenestrelle. Nascerà una storia d'amicizia da questo mulo e questo alpino piemontese di Giaveno precisamente, che li porterà poi appunto ad affrontare questa missione. E questo mulo è un personaggio un po' particolare, rozzo, dal fare un po' strano, ecco. E lo spettacolo è un tragicomico, io lo chiamo tragicomico perché ovviamente c'è della comicità all'interno, della satira, ma si parla anche di cose magari che hanno un po' più di profondità. Il titolo è eloquente, ecco, lo dica lei. Lo dico io, vai Mona, ecco. Proprio senza virgole, esatto. Ovviamente c'è un sottotitolo che è Storia di un soldato a quattro zampe. Perché è stato scelto questo titolo non a caso? Innanzitutto perché diciamo che a livello veneto e non solo triveneto viene riconosciuta subito la zona di origine, quindi si sa dove si parla, insomma. E dopodiché c'è anche una natura un po' più profonda che è quella del vai Mona un po' alle ingiustizie e ahimè alle guerre che nonostante tutti questi anni che sono passati torniamo purtroppo sempre lì, quindi questo vai Mona è un po' liberatorio, è un po' insomma una cosa così, ecco. Diciamo che questo spettacolo è un fil rouge tra le guerre di ieri e le guerre di oggi. Sì, esatto, io ho cercato di fare, diciamo di attualizzarlo, quindi di non parlare solamente della prima guerra mondiale. Perché? Perché il mulo, come immaginate, io sarò un mulo proprio impersonificato, è un animale che non conosce cosa sia la guerra, quindi si fa alcune domande su cosa sia questa follia per lui, si chiede perché gli uomini che hanno l'uso della parola utilizzino invece le armi per dover risolvere alcune situazioni, quindi ho cercato di renderlo un po' più attuale. E anche, sì, è vero che la vicenda è successa sul passo della Sentinella, ricordo in Comelico, ma è anche una vicenda che può essere riconducibile a tante guerre che sono accadute e che purtroppo stanno accadendo. Lei da Comegliano ha voluto dedicare di fatto questo spettacolo alla sua terra. Sì. Esatto, io sono di origini proprio di Dosoledo, mio papà è di lì e sono stato tanti anni, una decina di anni a Torino, sono tornato a Belluno e ho scoperto che proprio gli alpini del Comelico Superiore, che ringrazio, che hanno deciso di organizzare questo spettacolo, hanno fatto un gemellaggio appunto con questi alpini di Giaveno, questo paese da dove sono partiti molti alpini del Piemonte, apposta per ricordare questa vicenda che è capitata, ricordiamo, nell'estate del 1915, dove una sessantina di alpini piemontesi che erano stati sul passo della Sentinella hanno deciso di disertare e si sono ritirati. Hanno subito un processo che è stato il più grande della Prima Guerra Mondiale e per fortuna non sono stati condannati a morte, ma solo ai lavori forzati o al carcere militare. Lo storico con cui ho collaborato, che è Damiano Laurenti, che saluto, che è toscano, da circa una ventina d'anni, forse anche di più, ha cominciato a raccogliere del materiale per far conoscere questa storia attraverso anche gli archivi storici e alcune testimonianze, e ha fatto venire alla luce appunto questa vicenda che io adesso porto in teatro. Questo appunto processo che poi ricordo che per anni purtroppo è stato un po' nascosto, ma adesso finalmente è venuto a galla e è stato riconosciuto dallo Stato italiano perché nel 2015 è stata fatta questa interpellanza parlamentare che poi finalmente nel 2021 è stata riconosciuta
dallo Stato questi alpini e tutti gli alpini che hanno fatto la prima guerra mondiale come non disertori, ma è stata addirittura deposta una targa al milite ignoto appunto nel 2021, dove lo Stato rivaluta questi alpini considerati disertori. C'è un profondo, complesso lavoro storiografico. Sì, esatto, infatti io per questo citavo Damiano Leonetti, perché proprio, ovviamente io sono un artista, quindi come tale non conosco molto le vicende della Prima Guerra Mondiale. Damiano è uno dei maggiori storici appunto della Guerra Bianca, della Prima Guerra Mondiale, e appunto assieme a lui e anche assieme agli alpini del Comelico Superiore ho potuto approfondire meglio questo racconto, questa vicenda, che poi ho messo in scena, quindi troverete all'interno di questo spettacolo anche delle citazioni storiche, quindi sì, ci sarà della comicità, ci sarà da ridere, ma ci sono anche vicende realmente accadute. Ecco, per tutti noi boomer lei ha portato anche la locandina cartacea, eccola qua. Vai Mona. Quindi faccio un invito al nostro pubblico. Sì, io vi aspetto, anzi vi aspettiamo il 6 di settembre in Comelico Superiore a Dosoledo, presso le scuole elementari di Dosoledo. L'ingresso è gratuito e libero, e voglio anche ringraziare tutti gli animali, è una battuta, ma tutti gli animali che hanno combattuto nella guerra. Il mulo è stato uno di quelli, ricordiamo che era considerato uno dei soldati, ecco perché io ho deciso di inventare questa storia di questo mulo e questa storia d'amicizia, per ricordare anche coloro che si sono immolati e che avevano 4 zampe. Ricordiamo Iroso, no? Iroso, esatto, Iroso, famosissimo mulo conosciuto molto in Veneto e non solo, in tutta Italia. Io ovviamente non volevo sostituirmi a Iroso, infatti il mio mulo si chiama Costante, però insomma è un ricordo anche per questo loro. Spettacolo potrebbe arrivare alla Dunata, insomma. Sì, esatto, poi ci saranno varie date. Ci aggiorneremo su questo. Grazie a voi. Marco De Martin Modolado, attore e regista, in bocca al lupo, si dice Viva in questi lupo. casi. Viva il lupo. Chiudiamo con la musica, quindi cinema, teatro, musica. Domenica 31 agosto, Piazza Libertà, a Musile di Piave ospiterà il concerto di Ivana Spagna, icona della musica pop italiana e internazionale. La cantante famosa per hit come Easy Lady, Call Me, Gente come noi, porterà sul palco un mix di successi anni 80, 90, brani sanremesi, anche quelli più recenti, promettendo una serata di energia e grandi emozioni. Un'occasione perfetta, spiegano dal Comune, per chiudere l'estate con una voce che ha fatto ballare e sognare intere generazioni. Così dunque in Piazza Libertà domenica sera alle 21. È davvero tutto per questa prima edizione, noi ritorniamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Vi lascio subito dopo la sigla al meteo e al film vi presento Tony Erdmann, una commedia del 2015. È davvero tutto, grazie alla regia di Francesca Pezzo e Alessandro Granzera, buon proseguimento.